Io ho chiesto alla Meloni di poter fare il candidato sindaco di Roma. Non hanno voluto, probabilmente Ma per l'accento. ora ci scherza su, ma Luca De Carlo un pensiero anche concreto l'aveva fatto. Fascia tricolore nella capitale d'Italia, da Calalzo a Roma passando per Palazzo Madama. Il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, primo cittadino del paese bellunese, molto vicino a Giorgia Meloni, è innamorato dell'urbe da quando ha affiancato l'attività di amministratore locale a quella di parlamentare, prima alla Camera e poi al Senato. Nel dicembre 2019, durante la visita a sorpresa del leader di Fratelli d'Italia nella sua Calalzo di Cadore, Meloni aveva lanciato la provocazione: porto a Roma De Carlo e vi lascio la Raggi. Ma dalla battuta alla proposta il passo, più di un anno dopo, c'è stato. La mia disponibilità quando Giorgia me l'ha chiesto, cioè quando Giorgia si cercava un candidato sindaco, l'ho data, ci mancherebbe. È evidente che non ero il profilo adatto a fare il sindaco di Roma, però credo che lo avrei fatto, mi sarebbe piaciuto, insomma, mi sarebbe piaciuto fare il sindaco, mi piacerebbe fare il sindaco di una grande città. Un dialogo che poi non ha trovato un futuro e lo stesso De Carlo sa bene che sarebbe stato poco più di un sogno. E allora perché non continuare a sognare? Ecco cosa il senatore bellunese avrebbe messo in campo da subito come primo cittadino di Roma. Avrei fatto almeno 4 impianti per i rifiuti nell'Interland di Roma, ma nella città di Roma e non nella provincia, perché così non mi sarei attirato le ire della provincia di Roma, che giustamente paga territorialmente i rifiuti di Roma, per gestire quello che è un problema atavico, e cioè della gestione dei rifiuti. E ancora. Un po' di pulizia generale della città, perché credo che tutte le città soffrano sporcizia nelle proprie periferie, però non possiamo lasciare che Roma, la sporcizia, contrariamente alle altre nazioni che hanno capitali, penso a Londra, penso a Parigi, sia sporca nel centro. Infine, un moto d'orgoglio nazionale con annessa frecciata agli alleati della Lega. Riuscire a far capire che Roma è la capitale di questa nazione e come capitale non deve essere percepita come qualcuno percepiva, fortunatamente solo qualche anno fa, oggi la governerebbe magari, come Roma ladrona, ma come qualcosina che possa far bella figura a tutta questa nazione.